Eseguito nei giorni scorsi per la prima volta all'ospedale di Agrigento un espianto di organi e tessuti a cuore fermo, grazie al quale sono stati prelevati fegato, reni e cornea da un paziente deceduto per arresto cardiaco. La cosiddetta Donation After Cardiac DIT ha visto il coinvolgimento di chirurghi e sanitari appartenenti ai diversi reparti dell'ospedale, un'equipe proveniente dall'Ismet di Palermo. Il mio più sentito ringraziamento, ha affermato il direttore dell'unità operativa San Giovanni di Dio, Gerlando Forica, va alla famiglia che ha dimostrato grande generosità, pur se in un momento così tragico. Ringrazio i sanitari dell'unità operative complesse di neurologia, radiologia, patologia clinica, cardiologia, emodinamica, oculistica e urologia che hanno reso possibile l'evento con il loro tempestivo impegno multidisciplinare. Una nuova donazione e conseguentemente hanno contribuito ad offrire nuove speranze ad alcuni pazienti in attesa di trapianto. Fondamentale è stato anche l'operato della coordinatrice locale, dottoressa Provenzano, il contributo della terapia intensiva e trasfusionale, il supporto della psicologa dottoressa Solambrino del Centro Regionale Trapianti Sicilia che ha operato presso il nostro reparto a supporto delle famiglie dei degenti. Il prelievo si affianca alle donazioni per morte encefalica, ma a differenza di quest'ultima casistica comporta una serie di adempimenti e manovre da porre in essere rapidamente per garantire la funzionalità degli organi, tra questi la necessità di assicurare artificialmente l'irrorazione dei sangue nei tessuti e l'ossigenazione prima e dopo il prelievo. Si tratta di un grande risultato di rilievo, conclude il dottore Fiorica.